120.000 iscritti e un patrimonio di quasi 2 miliardi. Nel 2021 Solidarietà Veneto ha registrato uno dei maggiori incrementi in 32 anni, con una crescita dell'8,33% dei cittadini che hanno deciso di iscriversi al fondo regionale. È cresciuta la cultura nella previdenza complementare, è cresciuta la cultura dei lavoratori e dei cittadini su questo tipo di assistenza che si complementa insieme all'assistenza pubblica, ma in particolar modo siamo sorpresi dalla presenza e dalla iscrizione di molti giovani. L'età media quindi è scesa, siamo intorno ai 35-36 anni, e questo è grazie a un cambiamento culturale che vede nella previdenza complementare un punto di forza per il loro futuro. I fondi pensione sono sostanzialmente traguardati per i giovani. Certo che l'attenzione alla pensione è maggiore in chi ha oltre 50 anni, però lo scopo istituzionale è questo e noi su questo stiamo facendo formazione e informazione perché ciò avvenga. Un andamento positivo su tutto il territorio, con un primato tra Treviso e Vicenza, mentre c'è ancora da lavorare sul veneziano. Ci impegniamo, abbiamo da cogliere la sfida di portare Venezia all'altezza della crescita che abbiamo riscontrato nelle altre province. Vorrei citare anche Belluno in modo particolare negli ultimi anni. Del resto, tutto sommato, se la crescita fosse contemporanea in tutto il territorio, probabilmente faremmo anche un po' fatica a curarla con la dovuta attenzione. Quindi la sfida per il prossimo anno è sicuramente Venezia. E un'altra sfida è quella di puntare al mondo dell'artigianato. È la sfida per Solidarietà Veneto del prossimo anno, una sfida da compiere insieme alle parti sociali, perché il frazionamento delle aziende, la numerosità poco rilevante dei dipendenti per ciascuna azienda ci impegna in una forma di coinvolgimento diretta che non può essere svolta sicuramente in solitaria, diciamo, dal fondo pensione, ma richiede appunto un grande coinvolgimento.